Il Bambin Gesù del presepe di Sovizio è stato decapitato. Lo sconcerto della comunità a denunciare questo grave atto è stato il presidente del centro anziani associazione Sub Vicum, che questa mattina si è trovato di fronte allo sfregio. Immediata la denuncia alla polizia locale. Non possiamo più portare pazienza, commenta il sindaco Paolo Garbin. È grave commentare questi fatti di cronaca. Il vilipendio alla religione è un reato penale. Mi auguro che le telecamere possano inquadrare chi ha perpetrato questo atto, soprattutto per l'immagine sacra del Bambin Gesù che viene stato decapitato. Il Bambin Gesù è stato decapitato probabilmente con una cesoia, poi ha lasciato la testa portandosi via il corpo. Quello che probabilmente non sapeva chi ha compiuto questo è che è stata installata una telecamera che punta proprio sul presepe. È molto probabile quindi che i vandali blasfemi possano avere le ore contate. Il filmato sarà presto visionato dalla polizia locale. Dobbiamo prendere questi ragazzi, portarli davanti a un giudice e al giudice non serviranno pene pecuniarie, servirà che questa pena sia commutata in lavori socialmente utili, in maniera tale che questi ragazzi, se sono dei ragazzi o adulti, o queste persone sostanzialmente capiscano che non si devono permettere certi comportamenti. Non è la prima volta che il presepe allestito in piazza Sovizio viene preso di mira. Ora, dice il sindaco, qualcuno dovrà pagare.